Ecco qui, speriamo che la cosa sia andata meglio questa volta. Io non ho più il ritorno della mia voce, chiedo scusa per questo disagio e di questa imbranatura tecnologica, chiedo perdono, accendo anche la luce, eccomi qua. Allora, io sono pronta per voi come sempre, dunque vi aspetto, ancora vi chiedo scusa per questo momento di il bello della diretta. Allora, ci sono due amici collegati, sono contenta, bene, vediamo se si aggiunge anche qualcun altro. Io sono qui, dunque, mentre attendo che altri si accorgano di quello che ho combinato, allora vi spiego al solito se ci sono appunto persone nuove. Ah, Marina, bene, sì, sì, oggi ci siamo sentite, sono contenta che tu ti sia trovata bene. Allora, ciao Tiziana, ciao Roberta, ciao a tutti, ciao Sara, ciao Giuseppina, ciao Antonio, buonasera perché eravamo nel gruppo poco fa. Katia, bene, mentre, come ho detto, aspettiamo che si aggiungano anche altri amici, ricordo, mi raccomando, le domande, vi spiego come porle, ho bisogno che mi scriviate il vostro nome, la vostra data, se dobbiamo interrogare le sibille per qualcuno, ho bisogno del nome e della data anche di questo qualcuno, altrimenti non individuo la corretta scia energetica. Ovviamente la domanda deve essere chiara. So che per voi le cose nella vostra testa sono chiare, lo dico sempre, però per chi ascolta dall'esterno e non sa nulla, non ci sono domande da dare per scontato, bisogna farle precise. Dunque, detto questo, vi ricordo che abbiamo degli appuntamenti durante la settimana, io ho recentemente cambiato orari e anche in un caso il giorno, dunque ora ricevo qui nella diretta il lunedì e il venerdì. Tra le 21:30 e le 22, poi magari non saranno proprio le 22, anche perché all'inizio per scaldare un po' i motori chiacchiero un po'. Dunque, consapevole di questo, vado poi a recuperare un pochettino dopo. Allora, ovviamente per poter scrivere nei commenti dovete aver fatto l'iscrizione al canale, altrimenti non vi sarà possibile editare alcunché. Vi ricordo anche che il mercoledì sera sono in diretta con il Marietto Veneziano, il suo orario è diverso, lui ha un orario più nordico, dunque più anticipato, alle 20:30 fino alle 21, e il sabato pomeriggio siamo in diretta sempre sul canale YouTube del Marietto Veneziano fra le 16 e diciamo 16:30, ma non finiamo mai così presto, in genere quasi un'oretta la dedichiamo a tutti. Dunque, vedo che comunque ho già tutta una serie di domande, dunque non tergiverso più. Vi ricordo comunque che al di là di queste finestre gratuite abbiamo anche l'opportunità dei consulti privati. Qualcuno ha già visto o ha già provato un consulto con me e sa come mi muovo, sa che io guardo le cose poi anche integrandole con l'astrologia antica, in alcuni casi anche con la radiestesia, laddove appunto ci siano delle cose da chiarire in modalità diversa rispetto a quella delle sibille. Dunque, un'ora di consulto con me ha un costo di 20 euro. Detto questo, procediamo. Vi ricordo anche che fra i servizi che metto a disposizione ci sono i ciondoli. Questi ciondoli sono programmati con la radionica e con la radiestesia, dunque si possono aggiungere, intanto sono già abbastanza completi perché sono ciondoli di difesa, dunque sono caricati con circuiti difensivi a 360 gradi, dunque sono ottimi scudi in tutti i sensi. Cerchio di fuoco, insomma tutte le protezioni possibili e immaginabili. Poi possono in aggiunta, se si desidera, essere programmati anche per obiettivi, dunque in base appunto alle richieste, alle necessità, si individua poi il programma da inserire.
Questo è un altro strumento che mettiamo a disposizione. Un altro strumento sono i sigilli salomonici, che sono veramente straordinari perché vanno a compensare carenze, problematiche che abbiamo nella nostra vita e probabilmente che dipendono anche da influssi astrali meno favorevoli e a cui siamo comunque tutti sottoposti ciclicamente, poiché gli astri non sempre sono in buon aspetto rispetto a come erano posizionati al momento della nostra nascita. Dunque è come avere sempre uno scudo, uno schermo che filtra e trasforma in positivo le influenze nefaste, che comunque ci influenza sempre positivamente. Tra l'altro i sigilli, per chi conosce un po' la magia, l'ermetismo, ma anche la magia salomonica, sa che sono simboli o segni di chiamata per determinate entità. Dunque queste entità vengono collegate a noi tramite ritualistica, poiché vengono appunto chiamate, poi c'è la tracciatura del sigillo e poi la consacrazione. Dunque saranno al nostro fianco per tutta la nostra vita. Chiamatemi pure oppure scrivetemi, soprattutto forse preferisco perché con le telefonate magari spesso trovate occupato, sono in consulto, dunque voi scrivete se avete bisogno di chiarimenti. Ricordatevi che comunque per individuare il sigillo più giusto è sempre necessario un colloquio preliminare, dunque un consulto. Bene, detto questo, io ho introdotto un po' tutti i servizi, non ultimo la radiestesia. Dove sei, il mio pendolino? La radiestesia, con questo meraviglioso strumento eseguo delle pulizie e delle riarmonizzazioni che sono veramente intense ma che danno straordinari risultati. Nel tempo, io dico sempre, facciamo un passo alla volta, non aspettatevi che le magie avvengano schioccando le dita, perché in genere quando la vita vi viene trasformata così di botto non siete pronti, è già dura con le mie trasformazioni passo per passo, figuriamoci se all'improvviso la vostra vita fosse completamente diversa, inneschereste meccanismi di difesa straordinari perché le zone di comfort sono dure da mollare, credetemi, più di quello che possiate pensare e immaginare. Dunque, detto questo, sappiate che non sono qua solo per le sibille, anche se io mi presento con le sibille, nel senso che sono mie compagne bene, io ho quasi 43 anni, sono mie compagne da quando ne avevo... Ho cominciato con i tarocchi a 12 anni, fate voi il conto. Sono una veterana. Allora, bene, prometto di recuperare questi 10 minuti di chiacchiere. Allora, andiamo avanti. Marina, Antonio, Sara, ho già salutato tutte queste persone, Spidi, Bianca, Cristina, Italia, altra Cristina, Alma, Alessia, Michela, Roberta, Tiziana, Cristina, Luciano, ciao Luciano, Doina, e poi alcuni nomi sono talmente nuovi che mi servono gli occhiali. Allora, Sofia, Beatrice, Nana, che simpatico nome. Allora, Salli, Coccinella, Vera, benissimo. Allora, cominciamo, vediamo di riuscire a rispondere a tutte le persone. Allora, cominciamo da Bianca, che è la prima domanda che trovo. Buonasera, vorrei sapere gentilmente se Costantin, penso si legga così, 20 agosto 81, mi contatterai se ritorneremo insieme, immagina. Bianca, 14 giugno 78, tra un po' farai il compleanno. Bene, allora, vediamo Bianca e Costantin. Vediamo se lui ti contatterà e cosa succederà nel prossimo periodo. Beh, il contatto c'è, però l'orgoglio, cari miei, qualcuno è molto orgoglioso. Allora, Bianca, diciamo che viaggio militare, questa attesa del belvedere, la vecchia signora e l'amore, dunque diciamo che nel passato c'è stata una situazione di durezza, probabilmente una presa di posizione, un cambiamento rigido, un po' forte, che comunque
ha creato delle aspettative verso una cosa vecchia, di vecchio corso. Credimi, io non so assolutamente perché sia venuto questo, non conosco nulla dunque della tua storia, dunque spero che abbiano senso per te le cose che sto dicendo, perché comunque vedo appunto che è una cosa, o probabilmente vi conoscevate già da un po' di tempo, comunque c'è voluto un qualcosa di forte, forse qualcuno si è dovuto fare un po' di coraggio, non lo so. Adesso effettivamente vedo che c'è la lontananza, c'è la carta dei sospiri, tu sei lì che lo aspetti, è una cosa soprattutto tua, sei tu che lo stai aspettando tanto, però vedo dottore e lettera, dunque secondo me un approccio ci sarà, credo che si farà sentire, non ti nascondo però che si farà sentire, ma non saranno toni semplici, non è che sarà una bella chiacchierata spensierata, anzi ti dico che secondo me c'è un altro bel litigio ad aspettarvi. Non si è esaurita la carica di rabbia e risentimento, ok? Dunque c'è ancora qualcosa che va tirato fuori, però poi le cose si alleggeriranno parecchio e c'è ritorno. Dunque secondo me sì, devi pazientare, mettiti pure il cuore in pace perché sembrerà che ti voglia travolgere, non sarà tanto tranquillino, sarà piuttosto arrabbiato, però le cose poi, o tu, però ho la sensazione che sia lui in realtà ad essere quello più arrabbiato. Allora, Speranza, amica, Costanza, la matrice, dai che ce la fai, un po' di pazienza. Allora, andiamo avanti. Prossimo giro. Allora, Cristina, buonasera. Ettore, 25 agosto 40 e Francesca, 9 dicembre 40, riescono ad acquistare casa. Vediamo un pochino se questi due simpatici marito e moglie, perché sicuramente sono marito e moglie, se riescono ad acquistare casa. Ettore e Francesca, vediamo se comprano casa. Beh, chiaramente nel prossimo periodo, eh. Beh, guarda che già dal taglio abbiamo la risposta. Magnifico. Secondo me non ci vuole neanche molto. Comunque un nuovo inizio con la firma di un contratto mi sembra una buona risposta. Allora, le difficoltà ci sono però, Allora, beh, probabilmente si devono proprio spostare, ma è una cosa che hanno deciso non certo felicemente, non è che sono proprio contenti di doversi allontanare, però fanno buon viso a cattiva sorte, comunque stanno cercando un'occasione e vedo che comunque c'è la possibilità che qualcuno gli stia proprio aiutando a cercare, guarda qua come parlano le sibille, le adoro, parlano proprio, cercano di farsi capire come possono. Allora, vedi matrimonio, comunque la carta del denaro, una persona che dà una mano, questo è un professionista che li aiuta a cercare, che stanno aspettando di trovare casa, ma più di così, ma cosa vogliamo? Io le adoro le sibille, le amo, sono mie amiche. Allora, vedete che poi vedi che c'è effettivamente speranza, orgoglio, dottore, dunque c'è qualche situazione da chiarire, probabilmente qualcuno farà degli accertamenti oppure ci sono delle verifiche che devono essere condotte, comunque la protezione c'è, dunque riusciranno comunque secondo me e probabilmente li aiuterà anche un'altra persona, una signora loro vicino, comunque una donna già matura, già adulta. Comunque secondo me sì, però devo dirti che non è proprio immediato, ci sono dei grossi ostacoli, anche dei blocchi, però alla fine ce la fanno. Certo è frenata, però alla fine ce la fanno.
Andiamo avanti. Katia, mi manca la tua data però. Katia, è la parte principale. Ah, ok, sotto, 28 febbraio 75. Andrea, 7 dicembre 70. Vediamo se Andrea ti ama ancora, ok. Mm. Allora, beh, diciamo che già nell'ultimo periodo, nel passato recente, c'è stato un grande raffreddamento, perché c'è la carta del sacerdote. Sì, c'era ancora un'intesa, diciamo così, dal punto di vista della conversazione, no? Forse la comunicazione in qualche modo era ancora presente, però era come se ci fosse un raffreddamento, non so se a livello, come dire, di coccole, diciamo così, oppure proprio di distacco, di freddezza, anche proprio nel rapporto, no? Proprio in generale. Però vedi quella cosa vecchia signora e casa, quella sicurezza, quella certezza, diciamo che era più che, chiamerei che più che amore, direi che c'era quella, la sicurezza di quella, la cosa certa, no? Che sai di trovare. Devo dire che c'è un qualcosa che, eh, c'è un qualcosa su cui dibattete, o qualcosa su cui vi siete inorgogliti, che lavora o segretamente nell'occulto oppure proprio un qualcosa di fermo, di forte che ognuno dei due ha sulla sua posizione, sulla sua. Però tu sei la donna del suo cuore, io lo vedo che comunque tu sei la donna del suo cuore, magari adesso siete un po' lontani e la cosa non è proprio più armoniosa come lo era un tempo, però ancora vedi, non so, ma avete figli? Pare che ci sia una giovane fanciulla, un bambino, la donna maritata, dunque ci sono di mezzo dei figli, probabilmente ti vede comunque come la sua famiglia, certo, però devo dirti che c'è un qualcosa su cui lui avrà in futuro dei grossi rimpianti e dei pensieri, però probabilmente credo che verrà anche un momento in cui un po' vi ritroverete, devi avere un po' di pazienza, lavorare sodo, magari provare a riconquistarlo in qualche modo, ma non ha perso, diciamo che non è che proprio più un grandissimo amore, ci sono delle cose su cui vi siete un po' fossilizzati tutti e due, cioè adesso non ha quell'amore di un tempo, però tu sei ancora la donna del suo cuore. Spero di aver visto giusto. Allora, Alessia, buonasera, vorrei sapere se c'è un ritorno del mio ex Andrea, 15 marzo 72 oppure un nuovo amore, 2 marzo 79. Beh, vediamo, sono già due domande diverse, io avrei bisogno di fare due stese per vedere questi aspetti. Non è facile vedere tutto in un'unica mano, anche perché in base alla domanda che io interpreto le carte, dunque possono venire confuse. Io opto per vedere se c'è il ritorno di Andrea, visto che c'è anche la sua data. Poi vediamo. Alessia, 2 marzo 79, Andrea, 15 marzo 72. Allora, io penso che
lui si farà sentire. Non so da quanto la cosa non vada avanti, non so da quanto siete distanti. Vedo che effettivamente c'è l'attesa da parte tua, sei lì che lo aspetti. In fondo hai anche ogni tanto qualche segnale positivo, no? Ti sembra quasi che, però poi dopo è tutto fermo, non è proprio bloccato, è come se ci fosse quella sensazione di una cosa irrecuperabile. In realtà, beh, lui, secondo me, vedi, viene fuori la carta dell'artista, dunque stiamo parlando di una persona che comunque di fondo è sicura di sé e sa di avere un certo fascino. Ad ogni modo, vuole, vuole incontrarti, lo vuole. E si creerà anche un'occasione, magari all'improvviso, non programmata, di vedersi. E c'è, secondo me, c'è però è combattuto, non è che è del tutto sicuro, cioè si farà di nuovo avanti, però con qualche remora, c'è ancora qualche lato oscuro da sistemare, qualche situazione che dovete ben chiarire. Comunque è possibile che o abbiate ancora da stabilire, da risolvere alcune questioni che vi tengono legati al di là del rapporto e dunque è possibile che per via di queste questioni ci sarà un riavvicinamento, però sai, sempre con un po' quella titubanza, quell'insicurezza di fondo, che in realtà si scioglierà, si andrà a dissolvere appena avrai il coraggio di agire o comunque quando vedrai che le cose andranno avanti un pochino. Vedi che comunque si farà avanti, ti sorprenderà facendosi avanti. Ben 2 volte la carta del messaggio compare, dunque sì, secondo me sì, e in tutte e 2 le occasioni sarà una cosa positiva per te. Allora, andiamo avanti. Andrea, abbiamo visto. Michela, sono nata il 14 aprile 81, volevo sapere come andrà con Alessandro, 30 aprile 85. Vediamo un po'. Michela e Alessandro. Michela e Alessandro, 14 aprile 81, Alessandro 30 aprile 85. Vediamo. Beh, al momento siamo in una buona fase. Allora, la domanda che manco me la ricordo più, Michela, come andrà con Alessandro? Ok, allora Michela. Beh, qui abbiamo un altro che è bello sicuro di sé, un'altra persona. Beh, devo dire che negli uomini è molto più facile trovare questo aspetto, nelle donne siamo più timorose, soprattutto quando siamo parecchio coinvolte, cominciamo a vacillare di più. L'uomo si ringalluzzisce, beato lui. Comunque, devo dire che qualche tempo fa comunque qualche pensiero un po' te lo ha dato, no? Forse una qualche forma di insicurezza proprio legata a certi suoi atteggiamenti o certi comportamenti, però vedi che la carta dell'Imeneo parla di un qualcosa di positivo, però questa figura qua che non mi spiego tanto bene, questa giovane fanciulla, ehm, è come se ci fosse un'altra ragazza di mezzo,
più giovane di te, presumibilmente, che sei la consultante, dunque la giovane fanciulla è più giovane rispetto alla consultante. Dunque, o lui ha recentemente avuto una relazione con un'altra ragazza, oppure era già impegnato quando vi siete conosciuti. Io questo non lo so, non so niente, però vedo che c'è questa giovane ragazza. Allora, al momento è strano, perché c'è un blocco, però ci sono anche delle carte positive. È come se lui sia un po' frenato, probabilmente già, magari non escludo che sia direttamente collegato a questa giovane fanciulla, però vedo che la volontà di incontrarsi c'è anche un po' di passionalità. mm? È un qualcosa che proprio è agli albori, sta cominciando. Eh, Attenzione perché nel prossimo periodo, disgrazia e sacerdote mi fa capire che ci sarà un momento dove si andrà a rompere, o comunque che si creerà una situazione non positiva di discussione con giudizio, no? Cioè, nel senso che recriminerete forse qualcosa l'uno all'altro. Però la carta del Belvedere non sancisce una chiusura, una fine, sembra proprio che poi la cosa rientri, perché lo vedo ancora lì a corteggiare, però mh, avrà dei notevoli alti e bassi, questa vostra storia. Non è una cosa lineare, con un crescendo magari graduale, lento e sempre favorevole, è proprio delle brusche, vertiginose variazioni, cambi di rotta improvvisi. E poi comunque lì c'era la giovane fanciulla, qua c'è l'amante e il ladro, dunque non lo so, sei sicura che sia un uomo libero quest'uomo qua? Perché boh, mi sembra un po' che tu debba farti largo nella sua vita. Comunque, staremo a vedere, cara. Andiamo avanti. Roberta, vorrei sapere se Rosario 14 marzo 60 e io 1 ottobre 65 riusciremo a tornare insieme senza altre amiche nel mezzo. Sti uomini, sti uomini. Sti uomini. Vediamo. 14 marzo 60, 1 ottobre 65. Roberta e Rosario. E beh, sembra che un desiderio di inizio con buona volontà ci sia, però vediamo cos'altro dice. Effettivamente il ladro quando c'è non si scappa, eh. Nelle relazioni quando compare sta carta c'è sempre il clandestino di mezzo. Vabbè. Allora, devo dire che adesso è possibile che tu la spunti come donna, nel senso di donna maritata è quella situazione già esistente, forte, costituita, dunque quel qualcuno che è parte come fosse una struttura della nostra vita, no? Cosa che probabilmente tu sei agli occhi di lui, nonostante le amiche. Dunque è possibile che possa esserci un'occasione spensierata o comunque un qualche motivo che porterà a te dei frutti, perché vedi che c'è consolante sorpresa o maggiori preziosi, dunque è possibile che tu abbia a breve
una qualche possibilità in più, comunque a carattere abbastanza di leggerezza, anzi forse è legato a un viaggio. Non so che cosa ti aspetta, però sia speranza sia leggerezza, può parlare di viaggio, di momenti di spensieratezza. Attenzione però perché può significare una trasformazione, effettivamente un momento di intimità, però vedi, non ci mettere la mano sul fuoco su quest'uomo perché non è affidabile. Certo, è un gran signore, tu lo vedi, ha delle qualità, è una persona comunque di un certo tipo, non è una brutta persona, però, però vedi, eh, qualcosa poi rischia di combinarla. Vediamo, comunque l'esito è positivo per te, perché conversazione, fedeltà, amante, mercante, dunque insomma in un certo senso cercherà di tornare e di contrattare un po' con te. Mm. Dunque l'esito non è negativo, è un esito positivo, però ricordati che il lupo è il lupo. Andiamo avanti. Tiziana. Una domanda su una mia decisione per quanto riguarda il lavoro. La mia scelta è giusta? Grazie. 6,62. Beh, auguri con 2 giorni di ritardo, Tiziana. Perdonami, non lo sapevo, lo vedo adesso. Dunque, auguri Tiziana, che tanto meglio dopo che prima. Allora, dicono gli auguri vadano fatti sempre il giorno o comunque dopo, prima meglio di no. Però dicono, a me gli auguri piacciono sempre. Allora, vediamo un pochettino questa decisione, se sul lavoro hai preso la scelta giusta, vediamo dunque il lavoro per te nel prossimo periodo, perché vediamo che cosa ti porterà. Beh, il taglio è incoraggiante, parla di speranza. Allora. Allora, effettivamente tu per cambiare questo lavoro hai dovuto proprio rompere con il precedente, rompere un sodalizio, diciamo così. E, certo non l'hai neanche fatto, come dire, immediatamente, è stato un cambiamento che hai valutato nel segreto, segretamente, non è stata una cosa proprio tutta lineare, anche perché abbiamo la carta del ladro, dunque è qualcosa che comunque hai dovuto fare anche per contrastare certe situazioni, certi ostacoli, certi blocchi che vivevi, dunque hai pensato probabilmente di agire per tuo conto senza coinvolgere qualcuno. Comunque ti sei data parecchio da fare. Adesso il presente francamente conferma che la scelta è positiva, un nuovo inizio in un lavoro che secondo me tu già conosci, già fai e nel quale ti senti forte e capace. L'inizio nuovo è foriero di buona fortuna, di buone occasioni, di comunicazioni comunque positive, perché abbiamo accanto 2 carte di questa estrazione. Allora, non solo, penso che porterà più di un'occasione anche in futuro e permetterà di sistemare qualche situazione vecchia, probabilmente ti darà una mano e un po' di respiro dal punto di vista economico o comunque ti permetterà di prenderti cura di qualcosa o di qualcuno. Probabilmente ti vedo in attesa della collaborazione di un'altra persona, in futuro ovviamente, dunque secondo me è qualcosa che non si baserà poi solo tutto su di te, dunque vedo più avanti un collaboratore, non so se un socio, ma direi più un collaboratore o qualcuno comunque
abbastanza volenteroso, la costanza mi dice appunto, mi afferma che mi dà una conferma di riuscita, dunque con grande fatica, perché lo vedo che hai faticato tanto, hai dovuto superare diversi ostacoli, sei riuscita e riuscirai. Ora l'esito, anche se magari in alcune situazioni sarà un po' meno favorevole, oppure comunque in certi momenti sarai un po' giù, vedi questo abbattimento, magari dubiterai di aver fatto la scelta giusta, anche se, guarda, momenti alternanti in cui sarai felice, altri in cui sarai magari un po' più in pensiero, però gran consolazione è la carta del gatto, comunque io non la leggo negativa in questa circostanza, perché è come se parlasse di opportunità da cogliere al volo, che ti portano comunque questa consolazione. Al momento penso che tu abbia fatto la scelta giusta. È chiaro che poi le cose si devono vedere nel tempo, le sibille guardano un piccolo spicchio di tempo, però insomma. Allora, rispondo all'ultima, perché avevo promesso di fare qualcosa in più, visto e considerato che ho cianciato 10 minuti, però vi ho spiegato anche cos'altro potete aspettarvi da me, che io comunque sono sempre a disposizione per aiutarvi a fare un percorso, non soltanto a trovare delle risposte, ma anche, se vorrete affidarvi a me, vi prenderò per mano e vi aiuterò un passo dopo l'altro a sistemare le cose, però preparatevi, perché vi farò lavorare, non è che piove dal cielo. Allora, Cristina Spina, ups, in genere non leggo i cognomi. Cristina, prima è sparito, qualche giorno fa mi ha cancellata da Facebook. Perché? Cosa pensa? 5 giugno 77 tu, Mauro 4 giugno 76. Prima è sparito, qualche giorno fa mi ha cancellato. Vediamo cosa è successo, perché e cosa pensa. Certo, conosco poco e niente di questa storia, tranne 2 righe e poco più, però vediamo cosa riesco a vedere. Vi ricordo che rispondo in ordine d'arrivo, prima arrivate e prima e più possibilità ci sono che io riesca a darvi la risposta. Dunque, se non riesco oggi, tornate a trovarmi mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sarà l'orario delle 20:30 fino alle 21, dunque 21, 21:10, insomma saremo in compagnia di nuovo mercoledì sera. Ricordatevi però non qui sul mio canale, ma sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi riconcentro su Cristina, nel frattempo ho ubriacato le carte, ho voglia di mescolarle, saranno tutte amiche. Allora, Mauro verso Cristina, cosa pensa? Cosa pensa? Ditemelo voi. Nel frattempo il mio cane dietro russa, di quella grossa, proprio dorme beatamente, dorme sempre, un cane che dorme in continuazione. Allora, consonante sorpresa, militare, dottore, disgrazia, donna maritata. Allora, non è che è tanto semplice interpretare questa stesa, soprattutto visto che gli unici elementi che ho sono i vostri nomi e la vostra data. Non è tanto chiaro il perché qua compaia la donna maritata e il perché qui compaia il militare. Ho un po' la sensazione che siate tutti e due impegnati in altre faccende, affaccendati, che la vostra sia stata un qualcosa parallela ad altre situazioni, probabilmente siete già o uno dei due è già impegnato in un rapporto probabilmente vecchio che neanche funziona più, che però per motivazioni le più disparate non avete il coraggio di chiudere, oppure c'è un qualcosa
che non va, cioè qua c'è una donna maritata, dunque una rottura con una donna che è già impegnata. Ora, lui si è proprio raffreddato, il sacerdote penso proprio che abbia inteso chiudere. Sai, non so se ha aspettato a lungo e si è scoraggiato. A un certo punto vedo proprio che ha cominciato a dire, non lo so, secondo me si è scoraggiato e ha deciso di cambiare. Credo che sia questo un po' il motivo. Nel prossimo periodo comunque, cioè non è che lui abbia fatto questa scelta a cuor leggero, perché probabilmente la cosa non funzionava o non prendeva la piega che voleva lui. Io ritengo possibile che si sia semplicemente stancato di quella situazione, forse perché non andavate da nessuna parte, oppure conosco troppo pochi elementi. Da quello che vedo direi che abbia deciso, si è raffreddato, ha deciso di chiudere. Nel prossimo periodo comunque ci saranno ancora degli ostacoli, forse è probabile che tornerà a farsi sentire perché l'amica, la fedeltà e l'allegrezza al cuore, dunque diciamo che spurgerà un po' nel prossimo periodo, nel frattempo magari proverà anche qualcos'altro, però alla fine vedo che viene un po' lì, tornerà a farsi sentire, però sai, non è una cosa che ti consiglio, mi sembra tanto una grande perdita di tempo, ma proprio una grande perdita di tempo. Bene. Oh, io ho recuperato i famosi 10 minuti e dunque vi ricordo l'appuntamento mercoledì sera. Se non sono riuscita ad accontentarvi questa sera, tornate mercoledì, saremo in 2 a rispondervi. Il Marietto Veneziano vi risponderà col pendolino, la sottoscritta vi risponde con le sibille. Dunque tornate, ricordatevi solo che non saremo qua su questo canale YouTube, ma sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, iscrivetevi sia al mio canale sia al canale del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, così che potrete commentare, porre la vostra domanda. Vi ricordo che rispondiamo in ordine di arrivo. Dunque non serve neanche mettere 10 volte la domanda, non serve, cioè, l'unica cosa che serve è arrivare presto, così da essere sicuri di rientrare nella prima decina, perché alla fine gira, come si dice in Sicilia, gira vota e furia, riesco a rispondere soltanto a quelli, ai primi 10, perché poi mi stanco, sapete, prendere tutte queste scie energetiche non è una cosa da poco. Allora, detto questo, saluto ancora gli altri amici che si erano collegati che non ero riuscita a salutare prima. Scudo, per esempio, Marisa, Giovanni, Valeria, Maria Grazia, Simona Coletta, Paolo, Anna, Marzia, oh quante eravate questa sera, mi dispiace, Lorena, Rita, beh, ciao, intanto vi saluto tutte, vi ricordo, tornate, ma come ti salto, Roberta? Ma no che non ti salto, se non trovo la domanda, come faccio a saltarti? Io le leggo tutte, cioè com'è possibile? No, Roberta, che non ti ho saltato, da quello che vedo io non ci... Ah, Rosario, ma no, ma ti ho risposto, Roberta, sei impaziente, io vado in ordine, ho detto che rispondo a tutti, fino a quando vi trovo. Bene, io allora vi ringrazio, saluto anche Ivana. Bene, ma coccinella, tempismo, il tempismo nella vita è tutto.
vieni presto, tu arriva puntuale, 21:30 e non ti sbagli, la scrivi senza neanche ciao, no, ciao, dimmelo che mi fa piacere. Io rispondo in ordine di tempo, coccinella, perciò i primi sono i fortunati. Mi dispiace. Comunque ci ritroviamo, io sono a disposizione, lo sapete, comunque 4 giorni a settimana, per il resto se volete, vi ricordo che metto a disposizione, ovviamente questo è proprio il mio lavoro, e dunque se vorrete un consulto approfondito, professionale, contattatemi in privato per un appuntamento. Dunque, ma come non si fa mai in tempo? Gli altri allora come la trovano la risposta? Come fanno a farmi la domanda ad avere la risposta? Devi essere veloce, ta 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 subito. Vai, vai, dai, che ritenta, che sarai più fortunata. Anzi, senti che facciamo? Se la prossima volta vieni in tempo, mercoledì cercherò Coccinella, me lo scrivo. Io sono una persona di parola, loro lo sanno. Grazie. Allora, Coccinella, mercoledì. Va bene? Farò di tutto per risponderti. Bene, amici, vi voglio bene. Grazie per essere stati con me. Ci ritroviamo mercoledì. Buona serata. A presto.